Non ce l'ho. Il film più emozionante dell'anno. Il candidato all'Oscar Andrew Garfield. Che ci piaccia o no, il tempo stringe. La candidata agli Oscar Florence Pugh. Perché hai tanta fretta? È che sono preoccupato che mi stia innamorando di te. We Live in Time, dal 6 febbraio al cinema. E se cucissimo la testa del cane sul corpo dell'uomo? A gennaio non rovinerai il mio malefico piano? 50% uomo, 50% cane. Perché mi devi sempre recare l'interno della banca? 100% eroe. Dogman! Vai ad arrestare Pete! Dogman dal 30 gennaio al cinema. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Osservazione giusta, però perché io e Scogno in realtà siamo stati assunti per la stessa agenzia di clown, quindi cioè, chiaramente poi gli impegni iniziano ad aumentare e sai, fare il clown è già impegnativo, quindi è così, ragazzi, la vita va così. Bariste buone non ci sono più, hostess buone non ci sono più, cameriere buone non ci sono più, cassiere buone non ci sono più, perché al giorno d'oggi Sinaguaglione è buono, giustamente. OnlyFans, mi hai tolto la gioia di entrare in un posto e trovare una mega sorpresa. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente del Luca, la stronza della Meloni. Zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali, anzi mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao tesoro, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del duce. È oggettivo. I nostri valori da mantenere. C'è la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Ma adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti e bentornati a una nuova puntata dei Barbari Eleganti su Radio Libertà. Questa sera presento io, quindi sentite la mia voce darvi questo caloroso buonasera, perché il dottor, possiamo chiamarlo così adesso ufficialmente, il dottor Matteo Gazzola ha deciso di paccarci, non dico all'ultimo momento, ma quasi. Quindi per questa sera, se a nessuno dispiace, il core presentator, come cavolo si dice, sarò io. Qui con noi, a differenza di Gaz, abbiamo un ospite nuovo che ci ha chiesto esplicitamente di farsi presentare come il signor Carletto di 1,90 m. Buonasera. Mi applaudo da solo, buonasera a tutti e grazie mille per avermi invitato, ragazzi gentilissimi. Carletto di 1,90 m perché sono davvero alto 1,90 m comunque. Diciamo, non sono riferimenti ad altre cose. No, non ci sono allusioni particolari. Ok. Purtroppo. Perché okay. Sarebbe bello, ma però, niente, solo altezza comunque. Altezza. Che esatto. Comunque un'altezza di tutto rispetto, devo dire. Sì, per fortuna quando siamo seduti siamo più o meno tutti uguali, altrimenti se fossimo in piedi la mia differenza di altezza sarebbe fin troppo evidente tra voi due. Chi c'è qui alla mia sinistra? Beh, ovviamente, come ogni lunedì, il divo assoluto di questa trasmissione, l'assoluto sex... Sei d'accordo, Carletto? L'assoluto sex symbol di questa trasmissione, Vittorio Pablito Las Mujeres. Buonasera. Ma buonasera a tutti i nostri ascoltatori, buonasera cugino, buonasera Carletto, ovviamente il bonifico poi ti lascerò l'Iban così potrai farlo per questa puntata e
finalmente il Gaz Out torna alla ribalta e funziona di nuovo. Gaz Out per tutti. Devi sapere, Carletto, che comunque è un fan dei Barbari Eleganti, però magari qualcosa se l'è persa, che Vitto è da tanto tempo, è più di 2 anni che siamo qui, ecco, di questi 2 anni di trasmissione, almeno 1 anno e mezzo Vitto l'ha passato a chiedere l'espulsione di Gaz da questa trasmissione. Quindi finalmente... Oggi sei stato accontentato in parte, quindi... Esatto. Quindi ti dichiari contento, non sei triste che il tuo amato pasticcino non sia qui tra noi? Ma finalmente non si respira quell'aria bolscevica che c'è quando Gaz è presente in trasmissione, ci sarà più libertà di parola, più spazio dato all'essere filoamericani, filo occidentali, non al comunismo, quindi si respira già bene, sembra di essere nei gloriosi Stati Uniti d'America. Bah, non so se Carletto è d'accordo con questa cosa, se vede gli Stati Uniti come... Gli ex gloriosi Stati Uniti, dai, diciamo. Come gli ex gloriosi Stati Uniti? Non sei d'accordo su come gli Stati Uniti stanno andando ultimamente? Stanno andando sicuramente meglio ultimamente, grazie alle Monsieur Trump. Sì. Ma diciamo che rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa. Certo. A proposito di questo, direi di andare subito con l'audio di Scogna, che è proprio collegato a questo. Devo dire che sia alla scorsa puntata che alla puntata prima ancora non abbiamo mandato l'audio di Scogna, quindi questo è il primo audio di Scogna che mandiamo in onda nel 2025. Era un piacere, non c'erano le solite balzane di Scogna, le sue solite tesi fuori dal mondo, esagerate, da Quenon, si stava meglio quando non c'era, esatto, l'audio di Scogna, però ahimè è tornato. Allora, se la regia ci dà l'ok, lo mandiamo da WhatsApp, prego. Buonasera a tutti e bentornati, anzi mi do l'auto bentornato da solo a questa disgraziata trasmissione che non si sa per quale ragione va a rovinare un altro anno in questa maledetta decade. Di cosa parlare? Parlare ovviamente dell'argomento ormai dei mesi, ovvero Donald Trump. Finalmente Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca e ha fatto ciò che tutti, o meglio, ciò che io, di tutti in realtà non me ne frega un cazzo, mi potevo aspettare, ovvero il caos più incredibile. 40 decreti del presidente firmati il primo giorno, uscito dall'OMS, dichiarato lo stato di allerta per l'immigrazione clandestina, primi rimpatri di immigrati clandestini. Ora, fatemi dire, la foto dei profili social della Casa Bianca, nel quale si vedono 16 migranti salire su un aereo, francamente mi fa un po' ridere. Però, allora, l'obiettivo dichiarato di Trump è quello di espatriare la maggior parte degli immigrati clandestini negli Stati Uniti d'America. Vedremo cosa farà. Tra l'altro, notizia delle scorse ore, un aereo carico di immigrati clandestini pronto ad atterrare in Colombia ha ricevuto l'ALT da parte delle autorità colombiane. Pronta è stata la risposta di Donald Trump, ha detto: ah sì? Non volete i vostri immigrati? Benissimo, dazi al 25%, anzi no, dazi al 50% su tutto ciò che arriva dalla Colombia. Cosa ha fatto il presidente colombiano? Ok, atterrate pure. Capite quanto è meraviglioso quest'uomo? Fa quello che un presidente dovrebbe fare. Dovrebbe garantire sicurezza e prosperità alla sua nazione. Ordine e disciplina. Poi, alcuni metodi sono decisamente discutibili, ma un grande applauso a Donald J. Trump. Mi rendo invece le questioni nostrane, non c'è nulla da dire. In Italia non succede assolutamente un cazzo da quando Trump è stato insediato. Non c'è nulla di cui parlare. Il dibattito politico italiano è incentrato su Elon Musk, che fa o non fa il saluto romano. E questo fa capire di quanto sia abbastanza imbarazzante la nostra politica. Sì, abbiamo una chiamata, ci segnalano dalla regia che ce ne abbiamo già una. Buonasera. Pronto? Buonasera, è Michele Caruso. Oh, bentornato Michele Caruso. Un
saluto noblesse oblige da parte mia, madame Un monsieur. caro saluto, bentornato tra noi Michele. Che piacere sentirti. Radio Libertà, sì, su Radio Libertà, la talk radio per eccellenza. Certo, Dunque, sei sempre il oggi- benvenuto da noi. Grazie di cuore. Oggi ricorre il giorno della memoria, Sì. nel 50° anniversario della liberazione dal campo di concentramento di Auschwitz del 27 gennaio del 45. Dunque bisogna tenere vivo il ricordo delle vittime per non dimenticare, lottare contro ogni forma di discriminazione, di negazionismo, di antisemitismo, a difesa della dignità umana, della libertà, dei valori fondanti della Repubblica. Si celebra questo anniversario, proprio l'80°, da quando c'erano categorie come anche quella a cui appartengo io, degli omosessuali, non soltanto le ebrei, che venivano discriminati. Assolutamente. Quindi questa discriminazione portava loro ad essere emarginati, deportati e poi sterminati come ad Auschwitz. Il giorno della memoria è dunque un invito per non dimenticare. Il governo Meloni deve combattere in prima linea contro ogni forma di antisemitismo, di negazionismo. Dunque è molto importante che ci sia consapevolezza di questo ricordo. Certo. Anche, a favore delle generazioni future. Cos'è stata la Shoah? Cos'è stato l'Olocausto? Bisogna ricordarlo, non si può dimenticare. È una giornata troppo importante. Alla cerimonia sono stati assetti decine di leader politici e teste coronate provenienti da ogni parte del mondo. Certo. È andato via. Vabbè, comunque, grazie per la chiamata e no, deve essere caduta la linea. Beh, cugino, che dire, siamo assolutamente d'accordo. Per fortuna c'è tra quelli che chiamano, non sono i soliti che ci danno dei che ne so, o dei debunker pagati da Soros. Vabbè, oppure dei noi ringraziamo tutto il pubblico di Radio Libertà. Però quando ci sono delle chiamate di interventi intelligenti, brevi, storici anche, brevissimi. È vero, ricordiamo che oggi è il 27 gennaio, giornata della memoria. Giorno molto importante. quindi ringraziamo Michele per l'ottimo intervento fatto, naturalmente. Certo. Ma torniamo no, non so, prima volete dire qualcosa riguardo a Trump? Beh, secondo me è straordinario, come ha detto lui. Meno male che ha vinto Trump, possiamo dirlo. È legittimo dire, cugino. Il cugino qua secondo me non è molto d'accordo. Non sei molto d'accordo. Allora, partiamo dall'inizio. Allora, Trump ha iniziato il suo mandato litigando e scazzando con il presidente colombiano. Quello che Scogna non ha terminato di dire, che il presidente colombiano alla fine ha deciso di a sua volta mettere dei dazi al 50% agli Stati Uniti. Ha fatto il raddoppio, non ha lasciato raddoppiato il presidente colombiano. Per cui iniziamo subito con fare lo scontro con il presidente colombiano, una chiamata con il primo ministro danese. Dicono abbastanza calda, ecco. E dove sono volati insulti. L'unica cosa che sarà calda sarà la Groenlandia quando sarà bombardata Trump, dagli Stati Uniti per esatto. essersi giustamente riprese. Poi c'è Elon Musk che ogni giorno o va a conferenze dell'AfD o twitta qualcosa contro il governo inglese. Cugino, il mio cuore... Per cui diciamolo, è un inizio un pochettino troppo caldo. Inviterei il presidente Trump ad abbassare i toni, ricordarsi che tu che dici a qualcuno di abbassare i toni non si può sentire, ricordarsi che i paesi come l'Inghilterra o come la Danimarca sono alleati degli Stati Uniti, fanno parte della NATO, e quindi se vuoi fare il gioco a chi ce l'ha più lungo, fallo magari con gli altri paesi, tipo la Russia ad esempio. Non ti preoccupare che si sta Lo farà facendo. anche lì, esatto. O la È proprio Cina, pericoloso o forse lì, però. Esatto. o l'Iran, e di abbassare i toni con gli alleati europei. Ecco, con la Cina sì, con l'Iran non farei magari il gioco a chi ce l'ha più lungo. Perché sa che si offendono gli iraniani. Valuta te. Sì, va bene. Comunque, al di là di Elon Musk, al di là delle provocazioni, guardiamo i fatti, signori, perché una cosa sono le parole, una cosa è provocare gli stati a parole come era stato fatto con la Corea del Nord, come era stato fatto con l'Iran. Poi bisogna vedere a livello di diplomazia, di politica internazionale,
quali importanti risultati vengono portati a casa. Ma è passata solo una settimana, c'è tempo. Abbiamo ancora 4 anni davanti a noi, cugino, tranquillo. Per dichiarare guerra all'Unione Europea, magari. Cioè, questa volta facciamo il lascio raddoppia. Cioè, hai questo odore nell'aria. Ma perché no? Cioè, c'è questo odore nell'aria e non è l'Iran. No, continuiamo con l'audio perché c'è l'ultima parte di Scogna molto, molto intelligente, devo dire. Abbastanza imbarazzante la nostra politica. Forse un caso di cui vale la pena citare qualcosa è quello relativo a Daniela Santanchè, rinviata a giudizio da destra a sinistra, e molti ne chiedono le dimissioni. Il sottoscritto non ne chiede le dimissioni, ma chiede altro. Ma quello che chiedo non è comunque non è un qualcosa che si può dire liberamente alla radio, quindi io non la dirò e vedremo come andrà questa faccenda. Non posso far altro che augurarvi buona serata nella speranza che qualcuno possa cancellare questa trasmissione. Buona serata a tutti. Possiamo dirlo che si stava meglio senza l'audio di Scogna, cioè le puntate erano più felici. Sì, allora abbiamo un'altra chiamata, facciamo in fretta che poi dobbiamo andare subito con la prima canzone. Buonasera. Sì, buonasera, sono Giampaolo da Nascone da Forte, in provincia di Como. Bentornato Giampaolo, finalmente. Salve. Sentite, io volevo fare una telefonata relativa alla situazione attuale sulla povertà in Italia, per far capire che io voto Forza Italia, ve lo dico tranquillamente. Va bene. Quindi voto a destra, però volevo dire una cosa sulla povertà in Italia. Nel 2005 in Italia c'era 1,5 milioni di poveri, sto parlando di povertà assoluta, cioè gente che non riesce ad arrivare a fine mese. Sì. E i poveri sono continuati a salire dal 2005 fino agli attuali 6 milioni, sono 5,7 milioni su 6 milioni. Quindi il governo Meloni si dovrebbe concentrare su questo discorso dei poveri italiani, che essendo poveri poi non spendono, quindi non fanno girare l'economia. E pensare anche al salario minimo, anche se è una misura che promuove la sinistra. E poi volevo dire che il 5% della popolazione italiana possiede il 50% della ricchezza, quindi fate voi un po' di due conti. Grazie, buongiorno. Buonasera. Beh, è un argomento assolutamente interessante. Io le dirò la verità, io non sono contro il salario minimo a prescindere, perché ci sono molti stati che funzionano bene, che ce l'hanno, a differenza di quello che dicono tanti liberali. Gli stessi Stati Uniti, quasi tutti gli stati federali degli Stati Uniti hanno il salario minimo, quindi non mi pare che siano in default come spauracchiano tanti liberisti da salotto. Detto ciò, pensare che il salario minimo possa essere la risposta ai salari bassi, che sono legati prima di tutto a un discorso di pressione fiscale troppo alta e di produttività bassa delle aziende, che sono per la maggior parte piccole e medie imprese, è un po' uno specchietto per l'allodo, diciamo. Ma non c'è tempo, dobbiamo andare subito con la prima canzone, ne parliamo dopo. David Bowie con DJ. I'm home, lost my job. You think this is easy? Realism. I've got a girl out there, I suppose. I think she's dancing, feel like tantalized now. I think she's dancing, what do I know? I am a DJ, I am what I play. Can't turn around, can't turn around. Oh, oh. I am a DJ, I am what I play. Can't turn around, can't turn around. Oh no, I am a DJ, I am what I play. I've got believers believing in me. Oh. One more weekend of lights and evening faces, fast food, living nostalgia, humble pie or bitter fruit. I am a DJ, I am what I play. Can't turn around, no, can't turn around, no. Ooh.
flight. I've got believers believing me. Rieccoci, il mitico, il mitologico David Bowie con DJ, una delle sue canzoni meno famose, ma secondo me tutte le canzoni di David Bowie meritano di diventare famose. Stavamo facendo un discorso sul salario minimo, di cui comunque avevamo già parlato, molto interessante. Non lo so, vogliamo già andare con qualche altra notizia? Se non... Ma no, c'è una notizia molto bella che hai trovato prima. Sì? Dicevamo sulla Francia, forse. Sulla Francia. Non so se c'è la scaletta così, ma... Sulla Francia. Dammi qualche informazione in più. Quella sul gioco. Ah, sì, quella sul gioco. La notizia dell'anno. Eccola qua. La vuoi leggere tu, Carletto? No, prego, signor... Certo. Marco. Potete scambiarvi il signorino della Cattolica. Sì, il è signorino vero. della Cattolica. È vero, dovete sapere che il signore qui, che non si ricorda neanche come si chiama il conduttore, è anche lui un signorino della Cattolica, quindi... Esatto, siamo tutti sulla stessa barca. Esatto. Però tu, un po' come il dottor Fertonani, cosa fai in Cattolica? Io faccio scienze politiche, proprio come il dottor Fertonani. Quindi sei ancora più nulla facente Esatto. di me, incredibile. Sono proprio in quella barca, anzi quello yacht, direi, sì, sono cattolico. Certo. Più o meno. Però bella vita, dai, sì. Dai, ci sta. Sì. Qualche esame lo abbiamo dato in questa sessione. Sì, qualche esame l'abbiamo dato, è andato bene. Ma sì. Meno male. Insomma. Bene. Allora, una notizia straordinaria che ha fatto incazzare tanta gente, perché tanta gente si è indignata per via di questa notizia, ma io in realtà la trovo straordinaria. Cioè, quando l'ho letta, la prima cosa che ho pensato non è oddio che schifo, oddio che vergogna, ma che figata. Allora... Condivido. Leggo dal giornale, una testata giornalistica a noi vicina, il gioco sulla mafia vince il premio in Francia e scoppia la polemica. Ispirato ai fatti di sangue avvenuti in Sicilia negli anni '80, la famiglia La Grande Guerra di Mafia ha vinto la AS d'Or 2024, il premio francese per i giochi da tavolo. Ha vinto il prestigioso premio riservato ai giochi da tavolo questo gioco che si chiama La Famiglia The Great Mafia War, prodotto dalla tedesca Board Game Atelier e simula la guerra di mafia degli anni '80 in Sicilia. Recentemente tradotto in italiano e distribuito online, invita i partecipanti a competere per il controllo dei mandamenti delle famiglie mafiose siciliane, usando strumenti di gioco come le autobombe, l'uccisione dei soldati, la costruzione di laboratori per la droga e le barche per il trasporto della droga e per il contrabbando. Ecco qua, la polemica. L'onorevole Alessandro De Leo ha inviato una lettera al presidente della regione siciliana, Renato Schifani, per denunciare la commercializzazione di questo controverso gioco da tavolo che banalizza la storia della criminalità organizzata in Sicilia. Questo prodotto non solo offende la dignità dei siciliani, ma svilisce anche l'impegno quotidiano di milioni di cittadini che si battono per la legalità e la giustizia nella nostra regione. Ora, signori, vi faccio una semplice domanda, poi ditemi voi le vostre opinioni. Ma noi, che ci battiamo sempre contro il politicamente corretto, questo non è anche questa una forma di politicamente corretto? Secondo me sì, anche perché gli italiani sono sempre i primi a prendersi un po' per il culo a vicenda, Esatto. no? Milanese, il napoletano, il romano e il laziale, poi però quando sono gli altri a prenderci per il culo scoppia sempre il caso nazionale. Esatto, questa sorta Secondo di me campanilismo provinciale. bisogna essere un po' più sciolti, alla fine è successo, è inutile nascondersi dietro un dito. Certo. Poi, certo, magari la regione Sicilia può incazzarsi un po', ha ragione, perché loro in effetti i morti li hanno avuti, però
Non lo so, secondo me è un po' esagerata la polemica addirittura, come Dici che alla sempre. fine montare un caso nazionale, sì, coinvolgere le secondo me non istituzioni serve, è tutto per un gioco da tavolo. Ma sì, giochiamo e basta. Magari pure un bel gioco, non Tu l'ho ci giocheresti comprato. a un gioco del Lo genere? proverei, francamente, sì, Lo ti proverei. farò Anch'io sapere, lo ti farò proverei. sapere. Ecco, se fate una donazione sul sito di Radio Libertà, compreremo questo gioco da tavola e alla prossima puntata ci metteremo qui a giocare in diretta a com'è che si chiama? La famiglia The Great Mafia War. Bellissimo. Cugino. Ma allora, innanzitutto fammi dire che è una idea meravigliosa, assolutamente. Io voglio assolutamente giocare a questo gioco da tavolo. Secondo, cioè qui c'è veramente tutta l'ipocrisia che arriva dal politicamente corretto di destra, che io è una battaglia personale che porto avanti, vi ricorderete anche Ne avevi parlato con ne ho Cruciani. parlato con Giuseppe Cruciani, appunto era stata la mia domanda. Però noi, allora, se fosse un caso isolato, cose, va bene, ma ad esempio uno dei più grandi film della storia, nonché il mio film preferito, è Il Padrino, film meraviglioso che ha come ispirazione primaria il capo mafioso Lucky Luciano, che anche, possiamo dirlo, anche uno di quelli che ha riportato, aiutato a riportare i mafiosi siciliani in Sicilia dopo lo sbarco che è avvenuto da parte degli americani, appunto anche con l'aiuto dei boss locali, ha fatto da tramite tra il governo americano e i boss locali che si nascondevano dai fascisti. Che invece loro con la mafia non volevano fare, però cugino. Sì e no. Non facciamo apologia di fascismo proprio oggi. Ma sì e no, cioè c'erano dei legami, ma non tenevano a tenerli nascosti comunque. Altre serie come I Soprano è un altro capolavoro, quindi io non vedo perché è un prodotto che può essere goliardico come no, come può essere goliardico anche il gioco da tavolo sul Pacciani e il mostro di Firenze. Però prendetela con goliardia, va bene, cioè il black humor fa anche parte, se lo sai fare bene è divertente, quindi perché stare sempre ad essere così rompiscatole su queste cose, così perbenisti, bacchettoni, un po' bravissimo. bacchettoni. Cioè prendetela sul ridere, cioè come ci sono i ristoranti dedicati dal Capone, quelli dedicati a Totorina, insomma. Cugino, mi stai dicendo che tu apriresti mai un ristorante per fare business dedicato a Totorina? O a MMD? Ma se la figlia di Rina volesse entrare nel business, proprio il business Devoli. legale non è che stai facendo nulla di male. Io comunque ringrazio come ogni puntata la redazione di Radio stai Libertà facendo per non nulla averci di ancora male, cioè, cancellato il comunque programma. Comunque il fenomeno della mafia fa parte comunque della storia italiana, quindi che diventi anche fenomeno pop è un qualcosa di normale, Dice ma naturale, col tempo, ma prima o come poi era diventato in inevitabile. Giappone la Yakuza, cioè ci sono Vero. videogiochi sia sulla Yakuza che sulla mafia. È una cosa normale, cioè fa parte delle vite di un paese. Ma magari, diventa se ti cultura interrompo, ma pop. magari ci siamo incazzati a sto giro perché l'hanno fatto i francesi. Sai che noi con i francesi non abbiamo questo gran rapporto, quindi magari... No, perché se l'avessero fatto dei siciliani, magari magari avrebbero detto, invece "Oh, che andava bravi che bene, riescono a esatto. scherzare Invece su il questa francese, cosa." sai, non ha il bidet, non ha quello, non ha quell'altro, magari ti incazzi un Vabbè, po'. magari non per il bidet, No, però... no, perché sai, insieme di cose uno si Esatto. Poi si Non lo mette le so. baguette sotto le braccia. Esatto. Non lo so, mettiamo... Che faccio? Lo dico? Lo dici? Abbiamo 3 minuti, la dico. Dilla. Oddio. Allora, innanzitutto facciamo un piccolo disclaimer. Ecco, quindi facciamo che la do dopo. Facciamo Prima un piccolo Mettiamo le mani disclaimer, diamo il avanti disclaimer. prima. Mettiamo le mani avanti. Esatto. Noi assolutamente non facciamo questo per svilire le vittime di quello che è successo riguardante Anzi. questa notizia, è una tragedia. Allora, Però dato l'assurdità e il grottesco di questa notizia, era una notizia che non poteva non essere riportata. Possiamo anticiparvi che riguarda un evento successo negli Stati Uniti. una delle ennesime sparatorie Stragi. dentro le scuole. Che riguarda un afroamericano e che riguarda del neonazismo. Possiamo dirvi questo prima di andare con la pausa e poi... Sì, diciamo che questa è una notizia molto molto grottesca. Grottesca devo dire che è il termine corretto per questo genere di cose. E non lo so, regia, cosa vogliamo fare? Se possiamo prenderci qualche minuto in più dopo, la diamo ora, va bene.
Dai, allora io mi prenderei un paio di minuti in più, slitterei la canzone un po' dopo bene. e darei con calma questa notizia. Allora, negli Stati Uniti un neonazista afroamericano ha organizzato una sparatoria in una scuola di Nashville. Il 17enne afroamericano Solomon Anderson ha commesso una sparatoria, ha ucciso uno degli studenti e si è sparato. Questo è il primo incidente del genere negli Stati Uniti del 2025. Prima dell'esecuzione ha pubblicato un manifesto intitolato... Allora, adesso scusate se mi verrà da ridere nel leggere questa cosa, ma è talmente assurda che chiaramente è una reazione naturale. Prima dell'esecuzione ha pubblicato un manifesto intitolato "Non sono negro di mia spontanea volontà", in cui afferma che la misantropia e l'odio verso... Scusatemi, per favore, rimaniamo ha dell'assurdo queste 3 righe. in cui afferma che la misantropia e l'odio verso gli afroamericani lo hanno spinto ad attaccare. Sui social network l'americano ammirava Hitler, sosteneva le idee della supremazia bianca ed esprimeva odio verso ebrei e neri, e si esprimeva anche contro il melting pot. Signori, diciamo che prima mi veniva un po' da ridere, adesso non riesco neanche più perché è talmente assurda questa cosa, cioè un afroamericano che fa una strage in una scuola e si giustifica parlando del suo suprematismo bianco dicendo "non sono negro di mia spontanea volontà", testuali parole. Che si può commentare? Cosa una si può notizia del commentare su questa cosa? È talmente confuso da colpirsi da solo questo Sì. ragazzo, non so cosa... infatti non saprei poi cosa si è dire. sparato. È vero. Quindi cugino... Come già detto da te, cioè che sei una notizia veramente grottesca, si commenta direi da sola, cioè è un po' una rappresentazione di quello che può essere i canali tipo 4chan, dove avendo un po' controllato diciamo i giri che frequentava il ragazzo e un po' dove può aver diciamo come dire, alimentato queste sue idee malsane, perché neonaziste, cioè pur essendo un afroamericano, cioè, veramente fa ridere. Cioè, erano le battute che si c'è su Michael Jackson quando io andavo alle elementari, cioè, è letteralmente quel livello lì, è totalmente grottesca questa notizia, cioè, è difficile da commentare. Molto anche, però... difficile, anche perché cosa non dire, perché comunque la situazione è una situazione molto grave, quella degli americani, soprattutto nelle scuole, però non può che far sorridere questa cosa. Posso dire, sembra uscito dai Griffin. Esatto, bravo. Sembra uscito una puntata dei Griffin. Bravo, è proprio Cleveland, mi immagino una situazione Cleveland del genere Show. con Cleveland. Bene, veramente siamo in difficoltà perché... Sì, non saprei cosa... perché Posso dire una cosa seria? Prego, Provo a prego, dirla prego. perché ci ho pensato in Prego, questo prego. momento. La dica. Che magari tutta questa situazione, anche questo povero ragazzo veramente molto confuso, mi viene da dire. Così confuso Così da confuso da colpirsi solo. da solo, esatto, magari questa cosa sia anche un po' imputabile a questa cultura molto forte negli Stati Uniti, questa cultura woke, che la gente si sente ciò che, in opinione personale, perdonatemi, vi guardo negli occhi, spettatori, si sente ciò che non è. Questo ragazzo si sentiva, non sono negro, appunto, leggo testualmente, di mia spontanea volontà, anche se effettivamente... Cioè tu ci vedi un po' un parallelismo Io ci vedo un po' un parallelismo con la cultura non esatto, che mi binary. sento liquido, mi sento così, mi sento fluido. Esatto, sì, fluido. Sì. Beh, cugino, immagino che tu non sia d'accordo però con questa cosa, cioè tu che sei il fluido per eccellenza, sei più fluido te della cera delle candele dopo essere state accese. Cheat. Come no, vorrei parlare, cioè, delle immagini pure sono veramente grottesche. Qui si vede il ragazzo su questa foto che ti sto facendo vedere che fa un saluto nazista con esatto, se possiamo far vedere abbiamo questo ragazzo se possiamo far vedere abbiamo questo ragazzo afroamericano che appunto fa questo saluto nazista, oppure possiamo dire un fan di Elon Musk, Esatto, anche lui regala cuori. Anche lui regala cuori a tutto il mondo scolastico americano. Benissimo, quindi dopo questa parentesi black humor andiamo con la seconda canzone, i Green Lung con Maxine. I'd always been on the lookout for something a little more exciting than
the humdrum of my grey day-to-day life. It seemed to me that there must be more to the world than the drudgeries of work and family. A world of sensual pleasure, of mystery, music, and magic. I'd read about the occult in magazines and books. It all seemed so strange, colourful and exciting. A nighttime world of ritual, gaiety, wizards and sacred rites playing out all around us. So when I received a mysterious invitation to an occult rock concert in London's East End, I naturally felt compelled to follow it up. Who were Green Lung, and why was I so drawn to this strange world of esoteric mystery? As I approached the concert, I felt certain that nothing would ever quite be the same again. I felt as though I was standing on a precipice of awakening. I suppose that was the start. That was the initiation. Rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti. Qui era Green Lung con Maxine, cugino. Sì, oltretutto, cugino, un piccolo appunto: se tu invece di mandare il videoclip mandassi i lyrics della canzone, magari ci eviteremo l'introduzione del videoclip. Fa niente, non è mai successa questa cosa, non se n'è accorto nessuno, giusto Carletto? Giustissimo. Bene, non è mai successo. Vai a cagare. Comunque, abbiamo qualche altra notizia bella da dare? Vabbè, dai, direi, insultiamo un po' Lampi. Dai, Certo. dai, quale data migliore per insultare Lampi se non il 27 gennaio? Aprile, però dobbiamo aspettare Giusto, un po'. 25 aprile, poi dobbiamo aspettare ancora un po'. Possiamo cominciare ad insultarla anche il 27 gennaio. Ovviamente, signori, cerchiamo di non andare oltre il codice penale per evitare querele. Cosa mai fatta? Però tutto ciò che rientra nel diritto di critica, noi diremo. stasera lo diremo. Allora, questa è una notizia di un paio di settimane fa, che però non abbiamo fatto in tempo a dare nella scorsa puntata, quindi daremo stasera, ma direi che il momento è propizio.
ANPI, la sezione di Vicenza premia il terrorista palestinese. Come ANPI Vicenza, sabato 18 gennaio intendiamo partecipare alla manifestazione indetta da una serie di movimenti, organizzazioni e forze politiche. La soluzione: 2 popoli in 2 stati. Allora, e per oggi l'ANPI ha organizzato un'altra cerimonia alla presenza di Luisa Morgantini, presidente di Asso Pace Palestina. Conferirà una tessera onoraria per il 2025 a Marwan Barghouti, i cui familiari si collegheranno da Ramallah, mentre da Roma parteciperà Tina Marinari, coordinatrice delle campagne di Amnesty International. Quindi allora, qua dice, introduce l'evento Miriam Gagliandini di Salam Ragazzi dell'Olivo, La Pace, Olivo Amnesty. Se non mancasse la colomba, il dizionario pacifista sarebbe al gran completo. Peccato però che Barghouti, nato a Ramallah nel 1959, non so neanche dove sia Ramallah, penso sia sempre lì in quelle zone. Non ho idea, faccio un check velocissimo in live. Sì. Peccato che Barghouti, nato a Ramallah nel 1959, sia un terrorista pluricondannato anziché un messaggero di pace. E non lo sostiene chi scrive, cioè Libero, leggo, ma la giustizia israeliana che gli ha comminato 5 ergastoli contestandogli l'assassinio del monaco greco Tziboutzakis Germanus a Gerusalemme nel 2001, dell'israeliana Yoela Hen a gennaio del 2002 e nel marzo dello stesso anno di Eli Dahan, Yosef Abi e Salim Barakat, uccisi in un attentato contro il ristorante Seafood Market di Tel Aviv. Quindi sostanzialmente l'ANPI di Vicenza premia questo Marwan Barghouti conferendogli la tessera onoraria 2025, che però questo messaggero di pace non è altro che uno schifoso terrorista islamico. Cosa vogliamo dire a questa solita associazione che fa di tutto tranne che onorare la memoria dei partigiani? Allora, l'ANPI innanzitutto diciamo, è caduto veramente in basso negli ultimi anni e sta diventando veramente sempre di più la parodia qualcosa di improponibile, Basta pensare che il 25 aprile invece di mandare a quel paese i violenti e che contestano la brigata ebraica, è lì che non fa nulla e anzi gli danno un tacito supporto. Ma poi fare tutto questo, comunque abbiamo letto dall'articolo il 16 gennaio, cioè a 11 giorni dalla giornata della memoria che poi cade oggi, è veramente uno schifo, è riprovevole, c'è un insulto a tutte le vittime ebraiche della Shoah, è un insulto anche a tutti quei milioni di palestinesi che in Israele vivono in pace sotto la democrazia israeliana, dove le donne possono studiare, avere una carriera, dove possono vivere in uno stato laico e multietnico, perché fanno sembrare Israele come se fosse una nuova Germania nazista secondo la loro narrativa, ma ricordatevi che su 10 milioni di abitanti più di 3 milioni sono palestinesi islamici. Non mi sembra che quei 3 milioni, anzi che la popolazione sia di molto cresciuta. Certo. Piccolo fun fact, anche a Gaza dal 7 ottobre è aumentata la popolazione alla faccia del genocidio. Certo, è il solito discorso. E cos'altro c'è da dire? Cosa possiamo dire all'ANPI, quindi? Scegliete meglio chi premiare, signori. Potrei dire all'ANPI di un consiglio più giusto, piccolo. Voglio evitare di essere volgare, cerchiamo di contenerci e di rimanere nei limiti del non querelabile. Sì, pure volgare, prego. ANPI, prego. Dovete andare a fare il culo! No, benissimo, perfetto. Carletto, pragmatico. Che si può dire dopo questa cosa? Cosa si può dire? Che sottoscrivo, ANPI, non si fa così, dai. Cioè che non si va così o che devono andare a fare in culo? No, che devono andare a fare in culo. Ecco. Chiaro e cristallino anch'io, sì. Beh, Insomma, effettivamente cosa si può commentare? non si può commentare così? niente, è una situazione del genere. È una cosa schifosa alla fine. Abbastanza.
Cioè, soprattutto È una di chi cosa si un po' riempie la bocca di belle parole, no, di che proclami. esatto, che punta E sempre il poi dito verso gli altri dicendo che sono loro quelli che i commettono, pericolosi, esatto, esatto. quelli che vanno a casa degli altri a commettere casini. Questa volta ci mettiamo a premiare, anzi a dare la tessera onoraria a chi va a casa degli altri a commettere casini. Diciamo che non è esattamente molto coerente come cosa. Poi per il resto è terrificante, è Si commenta da terrificante. solo per il resto. Cioè, più che altro ha ancora senso. Lampi. A parte quello, secondo me Lampi non ha più senso almeno da una cinquantina d'anni, ma a parte quello, o quantomeno fai da una decina, da quando non esistono più quelli che hanno Effettivamente hanno fatto il l'età, partigiano, esatto, al di là di rarissimi casi. Più che altro ha senso che lo Stato continui a dare finanziamenti pubblici a questo tipo di associazione, in particolare a questa associazione? Cioè, possiamo fare un bel proclamo per togliere qualsiasi tipo di finanziamento pubblico all'AMPI, che negli ultimi 20 anni è diventata più Chiediamolo. un'associazione politica che di Chiediamolo memoria direttamente storica? a Giorgia Meloni. Giorgia, se ci stai guardando, basta soldi all'Ampi, per favore, perché... Giorgio, immagino che tu ci stia ascoltando, Esatto, perché sicuramente di sicuramente. lunedì pomeriggio non hai niente di meglio da fare che ascoltare i Barbari Barbari Eleganti, Eleganti. ma noi lo sappiamo. Esatto, che sarebbe un grandissimo onore, Giorgia. Giorgia, nel caso facci una telefonata Esatto. e Aspettiamo dai solo pure un te. nome falso, tranquilla, tanto sappiamo che sei tu. Ti riconosciamo. Ti riconosciamo dalla voce, dai, Esatto. dall'accento romano. Vabbè, a parte questo rimaniamo... Rimaniamo in tema Ampi. Quindi nulla, via cosa finanziamento, stavamo- via via finanziamento all'Ampi, sai, un po' proprio anche controproducente, sai, un governo di destra, l'Ampi non è proprio... Vabbè, adesso non è che i finanziamenti pubblici li puoi dare in base al partito di Sì, hai governo, ragione, in effetti, altrimenti però- ti dicono sì che sì, sei sei un fascista. E avete vedi? ragione in caso, ragazzi, è vero. Quindi vedi che anche tu hai un po' come diceva Oliviero Toscani, il fascismo interiore, ma c'è Ho l'anima l'anima. sua, buonanima. Vabbè, la prossima puntata faremo in diretta il fascistometro di Michela Murgia. Per il tema di... bellissimo! Cugino, è questo che dicevo. Bellissimo! Io ieri sera, quando Gazza ha detto che non ci sarebbe stato, ho detto: cugino, ma tu mi avevi nominato un test che dovevamo fare assurdo, che sarebbe stato Però bellissimo. devi comprare il libro, perché non credo ci sia più su internet. Ma Puoi come? provare a vedere. Ma Dai, guardiamo subito. Se Cerca c'è, al volo, se c'è esatto. subito, mandiamo a cagare le ultime 2 notizie e lo facciamo in diretta. Sì, bisogna comprare il libro, però è un po' da capire, non so se sono No, pronto io a, non spendo i miei a soldi per comprare un Michela libro per la Murgia. Murgia, esatto. No, onestamente rispettiamo sempre la memoria, ma allora, il test in 65 domande, scopri quanto sei fascista. No, Perché c'è anche una graduazione, tanto fascista, poco... guarda, sull'Espresso, scopri con il fascistometro. Vediamo, accetta e continua, vediamo, ma ce l'abbiamo. Il procuratore saggio, istruzioni, spuntate le domande. Vai su quiz. Dove? Prova su quiz. magari. No, è il tag. No, non lo so, evidentemente non però abbiamo il test sul fascismo. Test sul Attenzione. fascismo. Signori, sono 28 domande, le vogliamo fare? Vai, Io lo farei a veloci. Io Carletto, lo visto faccio che che sono è quello che sicuramente il pubblico conosce di meno. Vai. Allora, facciamole subito, dimmi Vai, solo... vero fa, cioè, non Esatto. d'accordo, no. Allora, come funziona così? Allora, domanda Ok. 1. Vi è bisogno di molteplici partiti politici per assicurarsi che nessuna cerchia di individui ottenga il potere? Sono d'accordo, però vedo che lì c'è un sono d'accordo tanto o medio. Diciamo sono Quindi ti d'accordo dico medio, esatto, perché poi se si ritrova ad avere 20 partiti come da noi in Italia, forse... Esatto. Poi, domanda 2. Il fatto che un popolo non abbia raggiunto molto nel corso della propria storia ci dice molto sul valore di quel popolo. Ma non lo so, questa mi sembra un po' una devi essere superficialità. devi essere onesto, No, dai, però, sinceramente non sono d'accordo, Ok. dai. Mi sembra un po' superficiale come punto di vista. Dai. Alla fine la forza economica e tecnologica non può competere con la forza spirituale di un popolo che ha fede nel proprio paese. Ma questa in realtà è una bellissima questione che esula anche un po' forse dal fascismo. Sono d'accordo io, francamente. Molto d'accordo. Si Ok. vedo gli americani che con lo spirito hanno conquistato il mondo. Poi, fondamentalmente, la politica riguarda soprattutto la distribuzione di denaro. I valori e la religione di un popolo sono solo la ciliegina sulla torta. Quindi teniamo fuori i Minchia, valori e la strong religione. questa. Posso fare un'opinione nella passavetto? No. No, che cazzarola. E se no lui dirà sicuramente che è d'accordo. Oddio, no, sì, sono d'accordo anch'io. Ok. Poi, gestire un'azienda non è molto difficile e di regola il proprietario non possiede nessuna abilità speciale che non abbiano anche i suoi dipendenti. Beh, non sono d'accordo qui, mi sembra... Beh, assolutamente. Sono tutti capitalisti. Soltanto uno schifoso comunista potrebbe dare un'opinione del Esatto. genere.
La democrazia è pericolosa per i governi competenti perché forza ogni decisione politica ad abbassarsi a un livello di stupidità tale che le masse possano capire. Posso dire, signori, io su questa sono d'accordo? Sì, sono d'accordo un poco... Perché il fatto di dover sempre cercare il facile consenso... abbassa il livello di esatto, come politico. una delle poche E lo cose vediamo su cui questo. ero d'accordo con Gaber. Allora, le persone che cercano la felicità per mezzo dei soldi o dei beni materiali non la raggiungeranno mai. Sono d'accordo. Totalmente d'accordo. Non totalmente, perché se non c'è proprio neanche un euro fai Beh, fatica, certo, però certo. diciamo Poi- che sono d'accordo. L'onore e il valore di un popolo è proporzionale ai suoi contributi per la civilizzazione globale. Se un popolo non ha contribuito molto, vale poco. Non sono Quindi d'accordo. l'Italia dovrebbe L'Italia essere dovremmo proprio- essere ancora impero romano, secondo questa logica. No, quindi non sono diciamo che- d'accordo, dai. Del tutto? No, a metà. Siamo italiani comunque. La sfida tra ricchi e poveri, così come tra detentori di capitali e lavoratori, è un fattore chiave più significativo della storia rispetto alla sfida tra nazioni. Non sono d'accordo, dai, questa non è una radio comunista, mi sembra Giusto. mi sembra chiaro. Le perdite economiche dovute agli scioperi dei lavoratori e le serrate sono troppo imponenti per permettere alle forze del mercato di gestire queste cose autonomamente. Questa è cosa di dettaglio, diciamo che potrei essere d'accordo. Sì, anch'io. Facciamo Sì, però facciamo tanto d'accordo, perché in effetti... così. Sì, dai. Così, Fai così. No, fai metà, dai. Allora, dal punto di vista politico, lo Stato è una conseguenza di secondo ordine. È l'effetto che deriva da un popolo che rivendica lì la propria terra di origine e la propria prosperità. Beh, mi sembra abbastanza lineare questa come definizione, non posso che essere molto d'accordo. Quindi cioè lo Stato si fonde col concetto di nazione. Bene. Un po' come nel fascismo. L'individuo non può reclamare nessun diritto nei confronti dello Stato, poiché è lo Stato che gli garantisce tali diritti in primo luogo. Ma secondo non sono proprio d'accordo, qualche diritto dovrebbe averlo anche il cittadino, Esatto, escludendo lo Stato. esatto, Forse è un esatto. po' socialista questa cosa, però... No, è naturalismo. Credo che sia democrazia. Questo è assolutamente giusnaturalismo, cioè ci sono dei diritti naturali che appartengono al cittadino. Esatto. È il pensiero politico. Bravo. Il Minchia, famoso, certo, San Tommaso da qui. il giusnaturalismo tomista è il pensiero alla base di rivoluzione francese e americana, quindi assolutamente non... Pensiero liberale. Certo, esatto. Non opinabile. Poi, se uno Stato ha l'obiettivo a lungo termine di proteggere la libertà dei propri cittadini, lo Stato stesso deve essere libero di prendere decisioni controverse o illegittime quando necessario. Sono Qui d'accordo. si parla Qua un si po' parla di di Stati Machiavelli, Uniti. secondo me, qui. Sei d'accordo? Il principe deve fare ciò che è necessario C'è la qualche guerra volta. in Iraq o in Afghanistan. Eccolo. Scusate. Figurati. Diciamocelo. Figurati. Allora, i politici hanno la responsabilità di non sconvolgere i modi tradizionali delle comunità che vivono secondo i propri costumi, valori e fede radicati nel tempo. Sono d'accordo. Hanno la responsabilità di non farlo, ma hanno anche il potere di farlo talvolta, quindi sta un po' al politico del caso. L'etica è un'arte di governare. Ciò che promuove gli interessi dello Stato è bene, ciò che lo reprime è male. Sono d'accordo. Oh, Madonna. Perché adesso sei fascistissimo, che Esatto. paura. Allora, non è logico né efficiente avere molte aziende che producono la stessa gomma, la stessa chiave, lo stesso cavo. Quindi lo Stato deve intervenire per coordinare i loro sforzi. Ma dai, siamo in un'economia di mercato, non mi dai, sembra quindi chiaro. no. No, direi proprio di no a questa cosa. No, beh, Poi se la altrimenti, situazione è altrimenti proprio- i ristoranti dovrebbero chiudere perché basta un ristorante, un ristorante per che tutti. fa pizza con pizzeria in Italia. Esatto. Non esiste un'etica universale. Ciò che è vero ed è buono per qualcuno potrebbe essere falso e cattivo per qualcun altro. Una verità assoluta, direi questo. Questo è Assolutamente tutto tranne che d'accordo. fascista, devo Esatto. dire. La guerra è l'unico stato che mostra veramente di cosa sia fatto un popolo. Qui Vitto sarà d'accordo. Oh mamma, no, io non sono molto No, d'accordo. Secondo me la guerra non è proprio la... I gloriosi Stati Uniti lo fanno non solo con la guerra, anche con le loro innovazioni tecnologiche, il loro senso della libertà. Bene, andiamo avanti che sta per scadere il tempo. Le sfide politiche di oggi sono così serie che non possono più essere risolte all'interno di paradigmi tradizionali del pensiero politico. Tradotto, superiamo destra e sinistra. Esatto, sì, sono d'accordo. Sarebbe arrivato il momento forse di... Poi, le persone non dovrebbero poter divulgare credenze politiche pericolose o ridicolizzare quelle con le quali non concordano senza il permesso delle autorità. Oh mamma mia, questa cosa è fascistissima, non sono d'accordo. Dai, Madonna Santa, ognuno può dire quel che vuole, anche se...
Organizzazioni come i massoni e le altre logge segrete non possono essere affidabili perché hanno i propri scopi. Ma non sono d'accordo, finché No, non cercano dai, di va deviare... bene. Poi, considerare i beni di consumo e il miglioramento degli standard di vita come fini è segno di corruzione morale e decadenza. La Madonna. No. No, non sono d'accordo, No. cioè, se no che il mondo capitalista è il nostro, è tutto corrotto. Il mercato libero è il modo più efficiente di organizzare l'economia così come la conosciamo. Tutto a verde, tutto verde. Oh, si sta rivelando altro che gazzoliano, eh. No, non sono molto bolscevico. Ecco. Domanda 24 di 28, dai, manca poco. Una persona che non ha niente da nascondere non avrà niente di cui aver paura con la sorveglianza del governo. Non sono d'accordo, esatto, questo è grande fratello Questo è proprio dappertutto. Orwell. No, Cioè, niente psicopolizia. È l'equivalente noi. di male non fare, paura non avere, quindi No, no. lascia perdere, esatto. Tutte le persone hanno lo stesso valore, senza distinzioni di razza, sesso, nazionalità o quoziente intellettivo. Rispondi onestamente. Non sono d'accordo. Ma per niente o No, parzialmente, però non Ok. sono d'accordo, non siamo proprio tutti uguali. Dai. Ok. L'individuo è più importante dello Stato. Viene prima l'individuo No, o credo lo venga Stato? prima lo Stato, perché se crolla lo Stato poi l'individuo che fa? Se crolla Ok. l'individuo lo Stato regge. Ok. La modalità di organizzazione utilizzata dai militari è efficiente e le istituzioni come la scuola, la polizia e i pompieri potrebbero trarre beneficio No, dall'adottare. No. Affanculo. Esatto. Il liberismo classico è essenzialmente un'ideologia del passato e i tentativi moderni di ristabilirlo sono destinati a sfociare in guerre. Minchia, non ho le informazioni per dirlo, dimmi tu che mi sembri molto più preparato su queste Ma cose. io ti dico, non sono d'accordo, d'accordo. ma diciamo, ok. Fine, vediamo. Fine, vediamo. Possiamo vediamo inquadrare lo schermo? Vediamo per se vedere sono il il prossimo risultato? Mussolini, invece no. speriamo Allora, di vediamo no. se il signor Carletto è il prossimo Mussolini. Ci teniamo a precisare che siamo tutti e tre ragazzi di centrodestra. Esatto, sì, Quindi bisogna comunque... vediamo se i ragazzi di centrodestra sono fascisti. Oh! Dai, neanche 50. Dai, il 44%. Compagno di viaggio fascista. Io mi aspettavo un po' di meno. Va bene così, grazie. Devo dire, mi aspettavo un po' di meno, Vabbè. però dai, va bene così. 44, sotto il 50 comunque ci siamo. Dai signori, salutiamo Meno che è arrivato male, il è momento di stato un andare. piacere. Carletto di 90 centimetri. È stato un Grazie per essere piacere venuto a con voi per noi. avermi invitato. Bene signori, speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. Vi diamo appuntamento la settimana prossima con i Barbe Eleganti. Grazie per averci seguiti e come sempre, cugino, viva i piedi! Stai ascoltando.